Just go ahead now. When there's diamonds in his pockets, and that's not bread now. This one said it won't. Benvenuti in una nuova puntata della TV dei ragazzi. Vediamo il sommario di oggi. Vi portiamo a scoprire come si producono le uova. Scopriamo alcuni luoghi di Bassano. Conosciamo il progetto Più ponti, meno muri delle scuole San Giuseppe. Libro della settimana. Il mondo dei pesci. Siamo stati a curiosare in una fabbrica di uova. Vediamo il servizio. Cosa significa che le galline sono allevate a terra? Praticamente ci sono le allevate in gabbia, le allevate a terra, le allevate all'aperto e quelle biologiche. Quelle allevate a terra significano galline ovaiole che producono uova, solo che sono all'interno dei capannoni, non sono dentro le gabbie e sono libere di circolare. Come si distingue un uovo fresco da uno vecchio? Allora, ci sono vari modi per vederlo. Nel centro di confezionamento noi abbiamo una camera oscura dove tramite una luce particolare dove l'uovo rotola si può controllare la camera d'aria che è presente all'interno e questo ci dice lo stato di avanzamento e di età di ogni uovo. Invece, in maniera molto casalinga che uno può farlo a casa, è prendere un bicchiere d'acqua oppure un contenitore di vetro, immergerci del sale grosso con dell'acqua fredda e vedere dove si posiziona l'uovo. Se l'uovo si posiziona sul fondo vuol dire che l'uovo è fresco, se galleggia significa che è vecchio. Come mai il tuorlo non ha sempre lo stesso colore? Il tuorlo, a rispetto al guscio, che è la parte esterna di un uovo, dipende esclusivamente da ciò che mangia una gallina. Quindi avremo tuorli più o meno chiari o più o meno rossi o a pasta gialla in base a ciò che mangia. Quindi se noi daremo degli alimenti a base rossa tipo il girasole eccetera, l'uovo uscirà con un tuorlo colorato. Per contro invece il guscio dipende esclusivamente dalla razza della gallina. Possono mangiare tutti i giorni? Allora io direi proprio di sì, nel senso che proprio circa un mese fa è morta una ultra centenaria, quindi la donna più anziana, d'Italia, proprio perché lei mangiava 2 uova al giorno. E vorrei dire, a parte nell'ultimo periodo che c'è stato una riscoperta dell'uovo, da sempre i popoli, soprattutto quelli in via di sviluppo, mangiano uova e pollo. E voglio dire, le generazioni precedenti, quindi i tuoi nonni eccetera, sono proprio cresciuti con questi tipi di alimenti e quindi non fanno che bene, perché è proprio completo l'uovo. Venite con noi a scoprire alcune particolarità su Bassano. Allora, noi ci troviamo di fronte ad una entrata molto importante per la nostra città. Una volta qui sopra c'era scritto Orfanatrofio Pirani. Che cos'è un orfanatrofio? È una casa di accoglienza che ha una storia molto antica, dove ne venivano alloggiati, venivano educati, venivano cresciuti i bambini che non potevano essere tenuti dai genitori perché venivano abbandonati oppure perché i genitori non potevano tenerli perché non erano in grado economicamente di istruirli o di dar loro la possibilità di poterli far crescere. È un orfanotrofio che risale alla metà del 1700, fondato da un illustre educatore, Don Pirani, che insieme poi a Don Marco Cremona fondarono anche l'orfanatrofio maschile che si trova da un'altra parte della città. Questo è l'orfanatrofio femminile, dall'altra parte noi abbiamo l'orfanatrofio maschile. Che cos'è? Abbiamo la piazzetta con la chiesa della Santissima Annunziata, che era la chiesa appunto dove venivano portate le ragazze, qui facevano la prima comunione, la cresima, una chiesa molto importante per l'orfanatrofio Pirani, e ci troviamo di fronte poi all'entrata di via Museo, che è sempre rimasta questa via già dall'800, perché proprio qui di fronte abbiamo un'istituzione molto importante che è il Museo di Bassano, che è uno dei più antichi di Bassano. Siamo in piazza Libertà. Un tempo questa piazza
la più importante della città. Si chiamava Piazza San Giovanni, dalla chiesa che voi vedete qui, che costeggia un lato della piazza, dedicata a San Giovanni Battista. Un tempo si chiamava anche Piazza Granda, rispetto a Piazza Giuseppe Garibaldi è un po' più grande, oppure addirittura Piazza di Signori, quello stesso nome che noi troviamo anche a Vicenza. La Piazza Grande di Vicenza si chiama appunto di Signori, come aveva il nome anche questo appellativo anche la città di Bassano. Libertà. Libertà è il nome che viene dato dall'amministrazione nel 1946, libertà dall'oppressore nazifascista, nel ricordo di un periodo che è stato tra i più tragici della storia bassanese, che noi ricordiamo nel mese di settembre, il 26 settembre, in Viale dei Martiri. Libertà dalla dittatura, libertà dall'oppressore, e questo nome è singolarmente importante per la nostra città, tanto che è vero che appunto a questo nome è stata data appunto la piazza più grande di Bassano. Questo breve filmato, elaborato dalle scuole paritarie San Giuseppe di Bassano del Grappa, è il frutto della collaborazione tra i ragazzi della classe prima media e dei bambini della scuola primaria. L'elaborato nasce in relazione al progetto dal titolo La convivenza tra popoli che vorrei, proposto quest'anno dall'associazione Marzotto a tutte le scuole primarie e secondarie della provincia di Vicenza, con l'obiettivo di stimolare una riflessione partecipata e sempre più consapevole su un aspetto della società contemporanea che tocca quotidianamente le nostre vite. Quando è stato chiesto ai ragazzi di riflettere su concetti come convivenza, integrazione, inclusione, l'immagine che immediatamente è venuta loro in mente è stata quella del muro, simbolo per eccellenza di tutto ciò che separa, esclude. Al centro del video è dunque posta una storia che troppo spesso vediamo ancora ripetersi, una storia di esclusione, di mancata integrazione. Nell'elaborato tutto ruota quindi intorno alla costruzione simbolica di un muro che allontana e rende invisibile un compagno proveniente da un altro paese, un compagno che non conosce neanche bene l'italiano. Ma il messaggio di speranza che i ragazzi hanno voluto proporre è l'abbattimento di quel muro di indifferenza, seguendo le parole che Papa Francesco ha rivolto a tutti i giovani in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia nel 2016. Abbiate il coraggio di insegnarci che è più facile costruire ponti che innalzare muri. Il titolo di questo libro è La foresta, radice e labirinto. L'autore Italo Calvino, casa editrice Mondadori. Il re Clodoveo torna dalla guerra ed ansioso di rivedere la sua figlia Verbena, ma intorno alla sua città è cresciuta una foresta inestricabile. Il re è costretto a girovagare tra rami e radici che si confondono tra loro e lo rendono un passaggio impossibile e faticoso. In questa foresta si perdono altri protagonisti: la principessa Verbena, il giovane Mirtillo ma anche la matrigna infedele e il ministro traditore. Tutti sono destinati a girovagare e nessuno riesce a tornare al palazzo finché il mistero della foresta radice labirinto non verrà risolto. È una fiaba singolare, complessa ed affascinante che grandi e piccoli potranno leggere assieme. Mi è piaciuto perché parla di labirinti e la storia non è tanto lunga. Il titolo di questo libro è Argo, l'autrice è Maria Palchetti e la casa editrice è Einaudi. Argo è un cane bello, bianco e con due occhioni dolcissimi e fieri. Una sera scappa di casa e si rifugia in cima ad una collina, dove incontra Ulisse, un giovane cane bastardino dal pelo corto e marrone. Presto diventano amici. Ulisse racconta ad Argo di un vecchio che sapeva comunicare con gli umani e insieme decidono di andare alla scoperta del vecchio. Dopo molte avventure i due amici sbarcano nell'isola Non Ancora, dove Argo si rende protagonista di molte imprese.
Il finale è triste, ma tutto nel libro è interessante ed avvincente. Mi è piaciuto in particolare il racconto dell'amicizia dei cani con il vecchio del porto, perché è raro incontrare umani che capiscono gli animali. Questo è un libro che consiglio a tutti. Se vi piacciono i pesci, non perdetevi questo servizio. Ciao ragazzi, oggi siamo qui con Chiara per parlare di pesci. Ciao Chiara. Ciao. Che specie di pesci ci presenti? Ci sono in sostanza 3 tipologie di pesci: pesci d'acqua fredda e dolce, i pesci d'acqua tropicale e calda e i pesci d'acqua marina. Che caratteristiche hanno? Pesci d'acqua fredda sarebbe il classico pesce rosso, di cui si possono trovare altre specie come il pesce canarino, il shubunkin e altri pesciolini che appartengono sempre alla famiglia appunto del pesce rosso. E poi i pesci tropicali ce ne sono di svariate specie, tra cui i famosi neon e i guppi. E poi ci sono i pesci marini, che sono dei pesci che vivono appunto in acqua salata, e sono il famoso pesce pagliaccio, il pesce chirurgo, i famosi Nemo e Dory. Poi ci sono altre specie che vedremo più avanti. Come deve essere l'acquario che li ospita? L'acquario che ospita i pesci rossi, ossia i pesci d'acqua fredda, è molto semplice, basta una vaschetta con dell'acqua fredda, sempre meglio che sia un acquario con un filtro, perché ovviamente la pulizia è più semplice e il pesce si ossigena meglio, vive meglio. Mentre invece l'acquario tropicale ha bisogno di una temperatura intorno ai 25-26 gradi, quindi con termoriscaldatore. L'acqua deve essere trattata, quindi ha bisogno di batteri, di molte cose, deve essere trattata con appunto queste cose, e poi hanno bisogno di luce, perché ovviamente se non c'è la luce nell'acquario tropicale i pesci fanno un po' fatica a vivere. E stessa cosa per l'acquario marino, solo che ovviamente l'acqua è salata, quindi viene trattata e viene salata. Come si distingue il sesso nei pesci? In quasi tutti i pesci non c'è dimorfismo sessuale, ossia non c'è la differenza tra il maschio e la femmina, mentre invece in alcune specie è molto evidente il sesso, perché il maschio è sempre molto più colorato, perché appunto deve attrarre la femmina, e la femmina appare più scura o con dei colori più neutri, soprattutto per i pesci che vengono molto più predati e che quindi devono magari covare le uova, oppure le femmine appunto rimangono sempre un po' più neutre del maschio. Quali sono le malattie più comuni tra i pesci e come si possono curare? Le malattie dipendono tantissimo dalla temperatura dell'acqua. Ossia degli sbalzi importanti di temperatura fanno sì che si crei un ambiente sfavorevole alla salute del pesce, quindi possono insorgere dei funghi che sono curabili comunque con degli antibiotici appositi che si inseriscono nell'acqua, ma bisogna accorgersi sempre per tempo. E anche per oggi è tutto. Se avete idee o curiosità, scriveteci all'email che vedete, seguiteci anche su Facebook. Le puntate saranno visibili sul sito di Rete Veneta. Buona estate a tutti. Ciao! Who adore you, just go ahead now.